dico questo. Allora, siamo qui con Maria Grazia Pattella e Miro, buongiorno, e a loro vogliamo chiedere fare alcune domande. E questi due signori si sono impegnati per un quarto di secolo, forse più, a portare la cultura qui a Oderzo, ma è meglio lasciar parlare loro. Quindi, Maria Grazia, vuoi raccontarci tu la tua storia, da dove parte questo progetto, cosa avete fatto, quali sono i vostri progetti futuri? Allora, il progetto è un progetto che è nato prima nel cuore e nella mente di una bambina, perché abitavo in piazza a Palazzo Saccomanni. Mio padre mi aveva fatto amare fin da quando ero piccola un certo tipo di musica, cioè la musica lirica, e mi aveva fatto amare in particolare un personaggio che era Giuseppe Di Stefano, grande tenore. E da piccola mi consideravano anormale, perché invece di ascoltare le musiche di quel tempo, le musiche rock, pop, quelle che nascevano poi con i Beatles, eccetera, io ascoltavo la musica lirica. Non avrei mai pensato che con il tempo la vita mi avesse fatto incontrare fatalità, proprio un tenore. E, dalle finestre della mia piazza guardavo la chiesa, il Duomo, e assistevo alle processioni, e quando avevo 10 anni ho cominciato a sognare la cavalleria rusticana lì nella piazza, e mi sono portata dietro questa immagine per tanto tempo. Nel frattempo cantavo per i carcerati che erano ospiti del carcere Pietrangino, che stava proprio attaccato alla mia casa. Strillavo tutto il giorno e ogni tanto ti sentiva Lucia Sesso e io basta, non mi posso più. Vabbè, comunque dopo passati tanti anni ho conosciuto quest'uomo. Lui cantava già, io volevo cantare ma mio padre non era d'accordo, anche perché io pensavo più alla musica leggera in quel momento che a uno studio legato all'opera lirica. E, e poi lui a un certo punto è andato a debuttare in un paese dell'ex Jugoslavia e si è innamorato di una cantante lirica. Ma cosa dici? Sì. Ma caspita, E allora ho detto, caspita qua, devo diventare competitiva. E sono andata dal maestro Mario Del Monaco e gli ho riferito della mia situazione e gli ho detto che per poter riconquistare il mio moroso dovevo cantare anch'io. E lui mi ha ascoltata, mi ha voluto molto bene. Ho cominciato a studiare alla sua scuola di nascosto. Sì. E, dopo un anno di scondinee. sì, grazie, ma se tu avanti così, domani mattina sei ancora qua. Sì, ancora guarda, hai ragione. Dopo un anno di scondinee ho rivelato a Miro, insomma, che stavo studiando canto. E come l'ha presa Miro? Come l'ha presa? Come l'ha presa, signor Miro? Da dove va tu? Giro per il mondo. No, La presa che ha capito che non c'era una donna più valida di me e che io ero la persona giusta. Basta. Amalgamo e A che altra. Che ma bene. no, Sì, come no. se lei dipinge sempre le cose così. E insomma ci siamo sposati e poi nel 1991
per un gioco di parole con il direttore del Teatro Cristallo di Oderzo. Praticamente è nata l'opera in piazza. Non c'era la piazza di adesso, la piazza grande, perché stavano facendo lavori, c'era il sindaco Giuliano, vero? Sì. Quindi parliamo di che data? Dove noi abbiamo cominciato il 13 giugno 1991 con una traviata che, in attesa che fossero finiti i lavori in piazza, l'abbiamo portata al Teatro Cristallo. Il teatro si è riempito magicamente, è venuta tanta gente anche da fuori, e è stata una cosa, un evento straordinario per la nostra città. Oltretutto l'opera mancava da poco prima dell'ultimo grande conflitto. Addirittura. Quindi l'abbiamo riportata dopo tanto tempo. Quindi ha risposto benissimo la città. Sì, Sì. la città ha risposto subito. Certo. Però a noi pareva che fosse così un episodio del momento, non una cosa che avesse un seguito. Invece proprio in quel 91 è scoppiata la guerra nell'ex Jugoslavia. Sì, 91. E io in particolare soffrivo tantissimo perché avevo amici in tutte le repubbliche, dalla Serbia al Montenegro, al Kosovo, la Croazia, la Slovenia. Avevamo amici artisti in tutti quei paesi. E allora ho detto: Miro, facciamo un concerto della pace, chiamiamo tutti i nostri amici e li portiamo a Oderzo. E abbiamo realizzato questo fantastico concerto, credo fosse stato anche proprio il primo dallo scoppio della guerra, mettendoli tutti insieme. In quell'occasione il sindaco ha manifestato il desiderio che noi potessimo inaugurare la nuova piazza l'anno successivo con un'opera. No, sindaco. Lui ci ha chiamato chiedendo che cosa faresti tu, che cosa fareste voi per inaugurare la piazza di Oderzo. E noi gli abbiamo detto l'opera lirica. Perché era il momento in quale si era trasformata la piazza, che era prima, Sì, che prima non c'era passavano le neanche macchine, eccetera, mi ricordo, sì, il periodo. sì. E allora abbiamo fatto, cosa facciamo, cosa non facciamo? Abbiamo pensato di coinvolgere il teatro di Zagabria, che in quel momento la Croazia era iniziato un forte conflitto con la Serbia, quindi c'era una situazione tremenda, però li abbiamo invitati loro per fare questo Nabucco. Nabucco. Sì, e in quell'occasione abbiamo coinvolto 300 coristi di tutti i cori della provincia. Quindi immagina quanta gente, al seguito anche di questi coristi, aveva il piacere di venire per questa occasione. E abbiamo fatto 3.000 presenze. Però. Tra una cosa e l'altra, 3.000 presenze. Anche in quell'occasione pensavamo, vabbè, abbiamo inaugurato la piazza, la cosa muore lì. Invece il comune ha cominciato a chiederci di ripetere questa Questa esperienza.